Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di JS Canestro. Oggi parliamo di una partita del basket del college e quindi l'NCAA Tournament o il March Madness. Adesso sono arrivati in Final Four. La partita di oggi è il Gonzaga contro l'UCLA. Era una bella partita, lo score era sempre vicino, erano sempre così a pareggio e è stata decisa in overtime all'ultimo tiro al buzzer beater. La partita è finita 93-90 per il Gonzaga Bulldogs. Gonzaga è una squadra troppo forte quest'anno, hanno tanti talenti, hanno 4 giocatori che andranno nel draft. Invece l'UCLA era una bella sorpresa quest'anno, erano classificati numero 22 e a livello del tournament erano classificati 11 nella loro divisione. Invece il Gonzaga è ancora undefeated, quindi non ha ancora perso. L'ultima squadra che ha vinto il torneo senza perdere era l'Indiana Hoosiers nell'anno del 76. In questa partita il miglior giocatore era Drew Timme e secondo me se vince il Gonzaga questo torneo sarà il miglior giocatore di questo torneo. È un sophomore, quindi un giocatore del secondo anno, sta giocando benissimo in questa partita, ha fatto 25 punti, è un grande giocatore che ha un bel footwork e gioca sempre nel post. Anche Ayai è una guardia che sta giocando benissimo, anche lui è progettato ad andare nel draft. E il Gonzaga, come ho detto, ha 4 giocatori che andranno nel draft, 3 vanno nel first round e Drew Timme dopo questo torneo secondo me anche lui entra nel first round e quindi avranno 4 giocatori che andranno nel first round. L'ultimo tiro, il buzzer beater, era di Jalen Suggs. È un grande giocatore, è già progettato ad andare nel top 3 e quindi sarà tra i primi 3 scelte del draft. E secondo me dopo questo torneo e vediamo anche dopo il draft combine e anche il workout magari salirà anche al first pick, perché è un point guard, è alto 1,94 m, è bravo a difendere, sì, deve lavorare ancora un po' sul suo tiro, ma è un grande giocatore che ha il potenziale di diventare un grande giocatore in NBA. Il quarto giocatore che è progettato ad andare nel draft è Kispert, è progettato anche ad andare nel lottery e tanti siti lo mettono tra i top 10. In questa partita ha fatto 15 punti, 5 assist e 5 rimbalzi. Il Gonzaga è una squadra, come ho detto, piena di talenti, è favorita a vincere il torneo e sono i primi, hanno vinto 31 partite e ancora non hanno perso. Invece per l'UCLA, che era una bella sorpresa di questo torneo e la posso chiamare anche Cinderella, il loro miglior giocatore era Ju Zhang. Ju Zhang è un grande giocatore, sta giocando bene, ha fatto un bel torneo quest'anno, non era progettato ad andare nel draft, ma dopo questo torneo anche il suo livello, come dicono il suo draft stock, la possibilità di andare nel draft, secondo me è salita un po' e può essere che sarà preso quest'anno nel draft. La partita è andata all'overtime e alla fine della partita l'UCLA ha messo una tripla e a fare il pareggio 90-90 e che mancavano 2-3 secondi e l'ultimo possesso l'ha preso Jalen Suggs, ha preso la palla e ha fatto un tiro di tripla e ha fatto il buzzer beater e ha deciso la partita. Il Gonzaga adesso va in finale e giocherà contro il Baylor e quest'anno non c'è nessuna sorpresa perché il final è tra la prima e la seconda squadra del ranking di quest'anno. Se non guardate il college vi consiglio di guardarlo perché sempre ci sono delle belle partite e c'è un video che parlerò del March Madness e quindi del torneo, perché è un bel torneo che va deciso in una partita, non come l'NBA che è deciso in 7 partite e quindi c'è sempre suspense che tu non puoi sapere chi può vincere e tante volte la partita va decisa nell'ultimo tiro come la partita di ieri. Spero che vi sia piaciuto il video, ci vediamo nei prossimi video, peace.